nel 45-46 il Papa Pio XII aveva lanciato proprio una campagna "Salviamo il fanciullo", e ogni vescovo ha cercato di praticare questa parola di impegno lanciata dal Papa, e allora Monsignor Casabona, camoglino di puro sangue, ha chiamato me e poi altri sacerdoti per occuparsi dei ragazzi di allora. Il villaggio ha le sue prime origini a Lavagna, presso un'opera pia che c'è tuttora della Casa Divina Provvidenza. Successivamente abbiamo tentato di affittare una villa l'attività non era limitata naturalmente alla parte sanitaria o alimentare. Anche allora l'ispirazione era una sola, quella di amare i ragazzi nel nome del Vangelo. E qui abbiamo avuto un fiorire di persone volontarie che si sono veramente sacrificate per aiutare questi ragazzi.